Hanno suonato il campanello di un'anziana di 82 anni a Preganziol. A casa c'erano anche il marito ed una figlia disabile. Abbiamo acquistato la casa di fronte alla vostra, siamo i nuovi vicini. Non ha pensato a nulla di strano la vittima, visto che l'abitazione in questione era disabitata da tempo, ma in realtà ad entrare una coppia di ladri. A raccontarci quanto accaduto è il figlio dell'anziana che vive all'estero e che è stato subito allertato dalla mamma. Sono entrati, mia madre gli ha offerto il caffè e tutto, si sono seduti, tutto. Nel frattempo l'altro, da quello che ho capito, è andato in camera da letto e ha raffatto quello che ha potuto e ha raffatto abbastanza. Ricordi di una vita preziosi che l'anziana custodiva con amore, compresa una collana d'oro del nonno della signora. I malviventi che parlavano in italiano ma con un accento straniero forse tenevano la famiglia sotto controllo. Mio padre ha 92 anni, mia madre 82, hanno una sorella che ha un'infermità a casa, sono un target, un obiettivo facile, come la maggior parte degli anziani, soprattutto in questo periodo estivo d'agosto, che tanta gente è via. L'82enne è ancora sotto shock per il furto subito. Grazie a Dio hanno solo portato via cose materiali, nel senso che non li hanno picchiati, non gli hanno fatto niente, grazie a Dio. L'appello dell'uomo. L'appello che lancio io è che c'è gente cattiva in giro, di far entrare in casa solo le persone che si conoscono, punto. Appello lanciato anche dalla vice sindaca di Preganziol. Non abbiate remora di fare riferimento a vicini conosciuti o alle forze dell'ordine, la polizia locale e i carabinieri. Quando avete timore che la persona che sta cercando, che vi sta chiedendo di entrare in casa non sia conosciuta, rivolgetevi a qualcuno che può esservi di supporto. Fondamentale, spiega, anche quella di aderire alle reti di vicinato presenti in tutte le frazioni. Ora, dopo la denuncia, le indagini delle forze dell'ordine per dare un volto ed un nome alla coppia di ladri.